Gianluca Bosocco del gruppo La Persona al Centro, un gruppo di minoranza in Consiglio a Vittorio Veneto. Oggi avete fatto un incontro per presentare un progetto. Progetto in che cosa consiste e cosa volete chiedere con questa iniziativa all'amministrazione comunale? Sì, abbiamo fatto un incontro molto partecipato per aprire una discussione sul futuro dell'area industriale e oggi ci siamo concentrati in particolar modo sul futuro dell'aviocampo. Abbiamo ascoltato in Consiglio Comunale delle affermazioni da parte dell'attuale Giunta con l'idea di trasformare questa immensa area, perché sono 88.000 metri quadrati, in un bioparco gestito dall'Università di Venezia. Secondo noi è un'idea assolutamente assurda. Quell'area per noi deve essere vista come un'area a sviluppo della città, essere lungimiranti per progettare la città del futuro, la Vittorio Veneto del futuro. Oggi abbiamo presentato un'idea, un progetto che è nato da un concorso di idee, da uno stage con più persone di 3 giorni in quell'area e abbiamo discusso dell'idea appunto che abbiamo, di quella della permuta dell'attuale Parco Dan che è in via Schiaparelli, la permuta e sistemarlo, ampliarlo con servizi, con area concerti, aree ricreative nell'area dell'aerocampo e altre idee di un'area di protezione civile con gli elicotteri e strutture a servizio della protezione civile e con un'area, una cittadella sportiva associativa, quindi da un centro per gli anziani a un centro giovani a un'area sportiva con campi da calcio e campi da rugby. È un'idea senz'altro discutibile, senz'altro modificabile, ma vediamo in quest'area veramente un luogo di aggregazione di tutti, ripeto, dallo sport a anziani, a giovani, a un'area importante di protezione civile. Ci auguriamo che si possa aprire una discussione seria e concreta su questo e che l'amministrazione prenda atto che quest'area deve essere sviluppata per sviluppare, concedetemi il termine, la Vittorio Veneto del futuro. Per fare chiarezza con i lettori che ci stanno guardando in questo momento, questo progetto era una progettualità che avevate concepito quando facevate parte dell'amministrazione comunale o adesso che siete minoranza avete modificato qualcosa in questa proposta? Questa è una progettualità derivante da un concorso di idee di più cittadini che si sono riuniti 3 giorni in quegli spazi e hanno concepito l'area in questa. Noi portiamo ancora avanti questa idea di progetto, però ci sono anche altre idee che poi sono nate successivamente che vanno secondo me prese in considerazione. Non siamo chiusi assolutamente o questo progetto o niente, ma l'idea di progetto, l'idea di area aperta ai vittoriesi di tutte le età, aperta un'area ricreativa per tutta la zona, aperta anche a una funzione di protezione civile che è sempre più importante.